213 è il bilancio ufficiale, ma purtroppo drammaticamente provvisorio, del naufragio di Lampedusa di giovedì scorso. Dopo gli 83 corpi recuperati ieri al ritmo di 9 cadaveri all'ora, uno ogni 6 minuti, stamani i sommozzatori hanno riportato in superficie corpi di 17 persone, uomini, donne e bambini. Dunque si aggiorna di minuto in minuto la tragica conta dei morti, considerato che sul barcone vi erano 518 migranti e che 155 sono ufficialmente i sopravvissuti e 213 all'appello, ne mancano 150. Sono ancora a 47 metri di profondità, il che significa che alla fine di questo orrore i morti potrebbero essere 363. 26 minorenni intanto hanno lasciato il centro di accoglienza di Lampedusa e sono stati imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. I giovani migranti saranno ospitati nelle comunità d'accoglienza dell'Agrigentino. Nella struttura di Contrada Imbriacola rimangono al momento 936 persone a fronte di 250 posti letto disponibili. Con la stessa motonave sono giunte in mattinata nell'isola altre 150 bare. I feretri caricati su alcuni camion frigo sono stati trasportati nell'hangar, dove già si trovano le bare di 111 vittime del naufragio e di 83 corpi recuperati ieri dai sommozzatori. Al momento nessuna salma è stata trasferita sulla terraferma. Molti dei sopravvissuti hanno infatti raccontato di aver perso dei parenti del naufragio e dunque, prima di portar via le salme, si darà loro la possibilità di visionare le foto scattate dagli uomini della polizia scientifica per vedere se riescono a identificarli. E intanto a Lampedusa si annunciano altre importanti visite. Mercoledì sarà nell'isola il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso per vedere, ha dichiarato, con i miei occhi e cosa possiamo fare per risolvere la situazione. Barroso, che sarà accompagnato dal vice premier Angelino Alfano, discuterà possibili ulteriori misure da prendere e azioni concrete da sviluppare a livello nazionale ed europeo per far fronte alla spinosa questione dei rifugiati. Tra le misure in discussione ci saranno anche possibili azioni congiunte con paesi terzi e stamani il Parlamento europeo ha osservato un minuto di raccoglimento ad apertura di seduta. Anche la Chiesa ha deciso di intervenire per portare aiuto ai migranti. A darne notizie è stato Monsignor Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, secondo cui il Vaticano sta valutando che tipo di aiuto dare soprattutto ai bambini immigrati arrivati a bordo del barcone e che sono ospiti del centro di accoglienza. E anche la nazionale di calcio intende portare solidarietà a Lampedusa. Il CT Cesare Prandelli ha detto di essere pronto a portare la squadra a Lampedusa. Di fronte a tragedie così tutti noi dobbiamo contribuire a creare una nuova mentalità, ha detto Prandelli. Non abbiamo ricevuto inviti, ha concluso, ma se dovesse succedere non ci tireremo indietro.